Buonasera e benvenuti allo Sport City. Questa è la 12ª giornata della Serie A2 della Lega Calcio 8. Si affrontano Vittorini e Montagnola. Il Vittorini prova a imbastire l'azione offensiva, c'è la fuga sulla destra del numero 14 Montanini che incrocia alla grande. Montanini, l'1-0 del Vittorini, azione personale e bella conclusione che beffa Cervellieri, 1-0. Possesso di palla difensivo per il Montagnola, c'è il pressing di Lupi regolare, il suo contrasto, allora Lupi con la punta incrocia in fotocopia al gol di Montanini, arriva il raddoppio del Vittorini, stavolta firmato da Lupi, attirato di punta. Eccola la reazione del Montagnola con la palla giocata al limite dell'area, c'è il tiro e la deviazione di Simone Taddei che si trovava sulla traiettoria, ha allungato la gamba, ha accorciato le distanze per i suoi, siamo 1-2. Il Montagnola che continua ad attaccare dopo aver accorciato le distanze, c'è calcio di punizione qui. Pronto Guadagno alla rincorsa, andrà col destro. Parte Guadagno e la rete del pareggio del Montagnola, beffato Cipriani sul suo palo. Disattento nella circostanza, ha segnato Guadagno di potenza, 2-2. Marco Lupi rincorsa lunghissima la sua. Parte Lupi che la piazza, gran parata di Cervellieri. Contropiede velocissimo del Vittorini sulla fascia sinistra, attenzione che arriva Soffietti in mezzo, è servito Soffietti, 3-2 del Vittorini, di nuovo in vantaggio gli uomini in maglia bianca, contropiede verticale della squadra del Vittorini, Soffietti l'ha messa dentro, 3-2. Il Vittorini se ne va alla grande sulla fascia sinistra, c'è Ciorciolini che rientra, altro dribbling di Ciorciolini, trova un gol straordinario, il 4-2 di Ciorciolini, che gol, si porta dietro tutta la difesa del Montagnola e poi scaglia all'angolino. La pressione del Montagnola smorzata dalla palla scagliata in avanti, c'è però Guadagno dalla media distanza, Cipriani si distende. Colarusso con la maglia numero 10 pronto alla battuta, rincorsa col sinistro, la palla che buca la barriera, 5-2 del Vittorini, anche fortunato Colarusso che tira bene però col sinistro, beffato anche stavolta Cervellieri, 5-2. Vittorini che non si ferma più, lancio lungo in avanti, bell'assist al volo col sinistro, c'è Lupi, è solo, controlla e batte sul primo palo Cervellieri, il 6-2 di Lupi, la sua doppietta personale, il Vittorini la chiude qui. Ancora il Vittorini che attacca, ci sarebbe fallo, l'arbitro controlla il cronometro e manda tutti sotto la doccia, triplice fischio, vince 6-2 il Vittorini, grande prova offensiva dei ragazzi in maglia bianca che hanno la meglio sul Montagnola nella 12ª giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8.